Buongiorno Sardegna e ben ritrovati, giovedì 19 di giugno alle 7:30, puntuale come sempre l'informazione del mattino con gli approfondimenti, le ultime notizie, il meteo e la viabilità per iniziare la giornata ben informati. Una puntata ricchissima quest'oggi, parleremo di salute e in particolare delle ultime frontiere dell'oncologia e poi avremo degli ospiti particolari, ve li presenterò tra poco, una puntata speciale, state con noi davvero sino alle 8 perché parleremo della Brigata Sassari impegnata nell'ultima missione in Afghanistan, ma conosceremo anche da vicino la banda della Brigata Sassari, quindi dei Demonios. E poi, come sempre, le ultime notizie, disagi nel maltempo nel nord Sardegna, Sorso, pensate, è crollata una Andiamo avanti per parlare di musica ed esercito insieme, perché c'è una canzone che in Sardegna e non solo, quando la sentiamo immediatamente viene da cantarla e quasi a mettersi sull'attenti. Sto parlando dell'inno dei Demonios della Brigata Sassari, suonato e cantato dalla banda della Brigata Sassari. E oggi con noi qui in studio abbiamo il maresciallo Andrea Zeni, che è il capobanda proprio della Brigata Sassari, e il caporal maggiore Michele Silvestro, che suona sempre nella banda, il clarinetto se non sbaglio. Buongiorno. E insomma direi di iniziare a parlare della Brigata Sassari, proprio che è impegnata in questo momento nella missione ISAF, l'ultima tra l'altro prima del grande rientro delle truppe italiane dall'Afghanistan. Un rientro del genere come nel secondo dopoguerra non si vedeva, giusto? Assolutamente sì. Questa missione vede impegnata praticamente tutte le unità della brigata, anche se non nella loro totalità. Volge ormai quasi al termine perché finirà nel mese di agosto. Aspettiamo tutti quanti con piacere. A proposito della Brigata Sassari, ha festeggiato il 2 giugno ovviamente ad Herat la festa della Repubblica, voi però avete suonato per loro anche con le Launeddas, una new entry se vogliamo nella banda. Sì, per il secondo anno stiamo utilizzando le Launeddas durante la festa del 2 giugno, ormai sono in pianta stabile nella banda, sì. Come è nata, Michele Silvestro, l'idea di iniziare a suonare? Il clarinetto faceva parte anche della vita precedente all'arruolamento? Assolutamente sì, è uno strumento che suono dall'età di 6 anni. Successivamente, quando ho deciso di arruolarmi, è stata una marcia in più che mi ha permesso di entrare a far parte della banda. È sicuramente interessante, ma quante volte provate? C'è qualcosa, qual è il vostro repertorio, oltre chiaramente all'inno dei Demonios? Beh, noi proviamo tutti i giorni, durante l'orario normale di servizio. Il repertorio è molto vario, oltre a Demonios, che è il pezzo che tutti conoscono, suoniamo anche musiche che rappresentano le altre forze armate, quindi i vari inni delle varie forze armate, più musica per banda di vario genere. Maresciallo Azzeni, la banda della Brigata Sassari che ha compiuto l'anno scorso 25 anni, la storia dei Demonios invece dei Sassarini è molto più antica, risale alla Grande Guerra, 100 anni fa. 100 anni fa, infatti il prossimo anno la Brigata Sassari compirà i suoi primi 100 anni di vita. Si preparano dei festeggiamenti che sicuramente vedranno impegnata anche la banda in varie occasioni. E allora a questo proposito ripercorriamo un po' la storia della Brigata Sassari anche visitando il museo della Brigata Sassari che c'è a Sassari, appunto il servizio di Roberta Ebau. È un tributo alla memoria dei Demonios. Nel museo storico della Brigata Sassari in Piazza Castello, all'interno della caserma La Marmora, è possibile ricostruire le imprese dei Fanti, una storia che comincia nel gennaio del 1915, quando il conflitto mondiale era già scoppiato e lo Stato Maggiore italiano decise di rafforzare l'esercito. L'Italia a quel punto non era ancora entrata in guerra. Nacque la nuova brigata e 2 reggimenti, il 45 e il 46, stavano nelle 2 principali città dell'isola. Con il rinforzo di altre truppe fu costituito a Sinai il 151esimo e a Tempio il 152esimo reggimento. Gli ufficiali superiori erano quasi tutti di carriera, provenivano dalla penisola, quelli subalterni in gran parte sardi, come erano isolani quasi tutti i soldati. Dopo l'ingresso in guerra la brigata conquistò sul Carso, pagando con la vita di tanti suoi uomini, le trincee dei razzi e delle frasche e si guadagnò 2 medaglie d'oro alla bandiera di ciascun reggimento. Sciolta l'armistizio dell'8 settembre 1943, la brigata fu ricostituita come meccanizzata nel 72.
Maresciallo Azzeni, capobanda, capomusica della banda della Brigata Sassari, in generale un po' lei l'ha proprio voluta fortemente, lei l'anima, ecco, della banda stessa. Beh, devo dire che ormai 26 anni fa, quando è stata costituita, ho messo grande impegno. Devo dire che c'era anche la volontà della Forza Armata che si realizzasse in Sardegna questa banda di brigata nella rinascente Brigata Sassari. E sì, è stato veramente, è quasi il mio terzo figlio, potrei In dire. generale sicuramente la Brigata Sassari ha una serie di particolarità, un inno che tutti conoscono anche nella penisola, anche la sua stessa esistenza fortemente regionale, quasi tutti sardi i militari. Sì, in questo contesto si inserisce anche l'utilizzo delle launeddas. Noi veramente ci teniamo tantissimo a caratterizzarci nella nostra regionalità. Anche nelle musiche spesso cerchiamo di stare nella nostra regione. E quindi insomma li sentiremo a breve, tra pochissimo, però adesso è il momento delle ultime notizie con Rossella Romano in redazione e poi torniamo ancora qui con la banda della Brigata Sassari. Ora Rossella Romano. Ve l'avevo annunciato, oggi chiudiamo questa puntata di Buongiorno Regione in bellezza, insieme a noi c'è tutta la banda della Brigata Sassari, 25 componenti e allora ascoltiamolo questo inno dei Demonios, prego. Complimenti Maresciallo Azzeni e complimenti a tutta quanta la banda della Brigata Sassari. Se ci volete regalare un altro pezzo saremo ovviamente contenti. Una cosa soltanto, che emozione fa cantarla per voi, insomma? Ma è un'emozione forte, sempre, che si rinnova sempre, perché c'è grande affetto dietro questo pezzo, ci identifica, diciamo che è la nostra colonna sonora.
E allora se ci regalate un altro pezzo anche breve, vi ringraziamo e vi ringraziano sicuramente anche tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono da casa. Grazie di essere stati con noi. Buongiorno Regione, torna domani e ora ancora la musica dei Demonios. Arrivederci. A te. Brigata Sassari, non avremmo potuto darvi un risveglio migliore. Grazie di essere stati con noi. Buona giornata. Grazie. Buona giornata.